Il 4 gennaio 2008 scompariva dai radar il bimotore LET 410 in volo da Caracas per Los Roques. 14 i passeggeri a bordo, 4 i trevigiani, Paolo Durante, Bruna Guernieri, le figlie Emma, Viola e Sofia. Sono trascorsi 6 anni, durante i quali si sono fatte tante ipotesi su questa scomparsa. Si è parlato di dirottamento, di narcotraffico, di superficialità ed errore umano. Ci sono state ricerche, tante volte annunciate e tardamente partite. Per anni la sorte del piccolo aereo è stato un caso irrisolto, definito un mistero. Il giugno scorso finalmente veniva individuato il velivolo a quasi 1000 metri di profondità, 9 chilometri a sud di Los Roques. Almeno sappiamo che sono là, sono in fondo al mare. E due famiglie sanno ora dove poter piangere i loro cari. Papà Guernieri, così come le sorelle Durante, a Noale come a Ponzano, si sentono dimenticati i loro cari, lì in fondo al mare, tanta amarezza, parecchio sconforto. Hanno promesso, hanno sbandierato in maniera molto forte che l'aereo verrà recuperato, ma i venezuelani le promesse sono da marinaio. Ma papà Guernieri non demorde. Abbiamo intenzione di promuovere l'incontro alla Farnesina con i responsabili dopo le feste qua, che recuperino l'aereo, che vedano il perché, siccome loro vogliono recuperare l'aereo per vedere le cause, compagnia bella, ma che lo recuperino, non che se no dicono no e basta. Invece hanno sempre detto che recuperino, ma sono passati 6 anni. Potrebbe essere l'ultimo doveroso passo per mettere la parola fine a questa tragica vicenda. Intanto sabato 18 gennaio al Palazzetto di Paderno di Ponzano Veneto ci sarà la consegna delle borse di studio dedicate ad Emma, Viola e Sofia. La famiglia aspetta la comunità tutta per non dimenticare e per dire ancora una volta riportiamoli a casa.